Va ora in onda Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Ciao Stefania, com'è andata sabato? Molto bene. Molto bene? Sì, tutti in piazza. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare i miei amici Stefano Boscarini e Chiara di Romorini di Castano Primo, della sezione di Castano, che sono venuti con me, mi hanno accompagnata a Milano. Una bella manifestazione piena di amici, piena di persone interessanti. Manifestazione pacifica, a parte al di fuori dell'area, diciamo, Piazza Duomo, Corso ecco. Vittorio Emanuele, Palestro, Porta Venezia. Sì. Ma no, guarda, anch'io sono stato lì, ho fatto delle interviste, mi sono divertito tantissimo, un sacco di chilometri. Colgo l'occasione anch'io di salutare, si può dire, due persone. Una è la signora Reginetta di Mestre, è venuta giù col pullman con tutti gli altri suoi leghisti da Mestre. Il secondo è un personaggio che tu conosci, il segretario di Leonate Ceppino, che mi ha aiutato nelle interviste. Grande Claudio, adesso mi sfugge il nome, Guzzetti, e poi tutti coloro che ho intervistato che venivano lì, avevo il cappellino e chiedevano un'intervista che poi io giravo qua in radio. So che hai avuto un piccolo problemino con i ne vogliamo... Maranza, con Sì? i Maranza, assolutamente sì. Sì, diciamo che effettivamente non c'è controllo, sono fastidiosi, non c'è modo di guardare anche il vuoto che questi pensano che tu ce l'abbia con loro, e quindi francamente è una situazione ingestibile e invivibile. E Insomma. quindi, per carità, io sono una donna di quasi 54 anni, però mi metto nella condizione delle persone che hanno comunque anche dei figli adolescenti, e la paura a volte di farli uscire anche da casa diventa limitante, Ma io proprio limitante. ti dico come piazza, rispetto a quello che tu hai detto, è stata una piazza tranquilla, gente sorridente, non ho visto nessuno con caschi in testa, elmetti, No, quello cioè no. E infatti ti fumogeni. dico, la provocazione è avvenuta fuori del Del quadrilatero, quadrilatero. fuori in un bar noto, di una nota catena, dove per sbaglio ho guardato un Maranza e lui m'ha risposto male. Ho fatto finta di non capire, sono andata avanti. Fai finta di non capire, lasciamoli al loro mondo, Sì. però creano un po' di problemini. Sì. Comunque niente, siamo a questa puntata, io do i soliti numeri di telefono per poter intervenire con noi. Il telefono è il seguente: 029 294 7222. Per quanto riguarda WhatsApp, se volete scriverci, volete inviare messaggi, è il seguente: 340 670 9659. Ora lascio a te la palla, intervista, parla. No, prima Dove saluto siamo? Natalia. Dimenticato sempre Prima la saluto Natalia. Sempre la Natalia, la dimentico. È un po' contenta oggi la Natalia perché appena m'ha visto m'ha fatto un segno che non Forza riuscivo. Inter. Voleva mettermi la canzone anziché dei Pooh, voleva mettermi sull'inno dell'Inter. A me che sono milanista e vedo solo 16 dicembre 1899. Mi fermo qua. Ecco. Dalla parte sport e lascio te. Oggi siamo a Rescalda. Abbiamo un'associazione, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che come ospiti abbiamo le sezioni,
che sono una parte molto importante del nostro movimento, e abbiamo anche le associazioni, perché comunque son persone che han voglia di fare, tutti volontari, e quindi oggi abbiamo chiamato qui con noi l'associazione Alleanza Casa di Rescalda. Abbiamo la presidente Maria Angela Franchi, abbiamo Tina Bianchi, e poi in collegamento poi avremo il nostro, come Paolo abbiamo Raimondi. detto prima, la parte E artistica. diciamo la parte artistica, la parte che ha lavorato, creativa soprattutto, la parte che ha lavorato anche con un grande personaggio, Battiato, e nulla, ma poi lo sentiremo dopo. Sei tu che poni le domande, io rimango un po' fermo oggi. No, io direi No, che comunque più o meno siamo a casa tua, quindi diciamo, incomincio io però. ma incomincia te. Niente, io volevo chiedere a Mariangela di descrivere l'associazione, di spiegare cosa fate per il paese, come vi adoperate e il ruolo appunto dell'associazione all'interno proprio del paese. Innanzitutto grazie per la vostra ospitalità. Marco è anche un membro dell'associazione, quindi è in casa 2 volte Gioco in oggi. casa oggi, gioco in casa. Grazie dell'ospitalità, perché non è facile fondare un'associazione e avviarla. Noi siamo appena nati e quindi ogni momento che ci permette di condividere questa esperienza per noi è un momento prezioso, innanzitutto di crescita per noi e poi anche per dare un messaggio a chi volesse collaborare con noi. Alleanza Casa Rescalda è un'associazione che ha come nome proprio un nome che la definisce già. Se noi parliamo del nostro nome si capisce subito chi siamo e cosa facciamo. Alleanza intesa non come una messa insieme di persone che fanno cose, ma proprio come una comunione di intenti, di idee, di valori e di ideali. Alleanza Casa Rescalda è composta da 7 soci fondatori, uno è Tina, l'altro è Marco, che hanno tutti un'esperienza di vita dedicata agli altri, un'esperienza politica come la mia, un'esperienza artistica come Tina, che poi ci racconterà la sua, come Paolo, un'esperienza musicale, di teatro, cose creative. Fotografo, abbiamo anche il fotografo. Riprese cinematografiche, foto storiche del paese, cose creative. Quindi Alleanza in questo senso è casa, perché noi parliamo dentro casa nostra, che è Rescalda. Noi siamo molto radicati nel nostro paese, io sono nata a Rescalda, credo anche Tina è nata a Rescalda, ancora si nasceva ai nostri tempi in casa, ma tutti viviamo nel territorio, quindi siamo molto legati al territorio e lo scopo precipuo della nostra associazione è ritrovare le nostre radici e comunicarle agli altri, perché quel fenomeno che Stefania raccontava poco fa, sgradevole, ci dice che molte cose vanno curate. Io parlo proprio spesso di curare queste devianze, queste storture che dal disordine allo sporco, alla confusione, disturbano la crescita degli altri. E allora questa associazione, che è diventata poi una casa, perché i primi progetti li abbiamo fatti nelle nostre case parlando fra di noi, ha proprio questo scopo di dare un messaggio di ricostruzione, di riscoperta di quelli che sono i valori fondamentali. Ed è un messaggio dato in modo leggero, ecco, quello che noi vogliamo fare nelle nostre iniziative è essere leggeri. Allora, la cosa centrale della nostra attenzione è la narrazione.
Noi parliamo attraverso storie e quindi attraverso favole, filastrocche, musiche, canzoni, in modo da non annoiare la gente e da dar loro comunque un messaggio importante, fondante e basato su dei valori. Quindi si occupa l'associazione di recupero di documenti, comunicazione della storia del paese, Rescalda ha delle radici probabilmente molto, molto più antiche di quelle che si documentano. I primi documenti che parlano di Rescalda sono del 1300, però probabilmente Rescalda ha delle origini celtiche come tutti i paesi della Padania. La cultura che c'è da noi è una cultura molto radicata, ma ha subito molti influssi e noi cerchiamo di recuperare tutte queste cose e di comunicarle perché crediamo che se si conoscono le proprie radici si apprezza di più se stessi e si apprezza di più il Eh beh futuro. sì, le radici è la nostra vita, cioè senza radici, senza la storia non c'è nulla. Voglio anche ricordare che lì a Rescalda si può dire c'è una chiesa detta della Pagana dove fu il fulcro di vita della comunità e queste sono leggende o sono cose un po' particolari. Voglio anche dire che questa chiesa era il segnale quando c'erano delle tempeste, delle grandine, suonavano le campane e poi si dice anche che la peste non è entrata in questo paese. Cosa da dire anche? Ci sono i boschi tutti intorno, i boschi che erano sacri ai Celti, erano sacri a tante cose e anche lì il nostro intento è valorizzare il bosco, perché il bosco era vita, il bosco era le strade, il bosco ti dava da vivere, il bosco ti dava da scaldarti, perché stiamo parlando, se torniamo indietro, di 300, 400, 500 anni. Cioè Rescalda, sì, c'era la pianura, come dice lei, padana, ma c'era tutta la valle dell'Olona che metteva in comunicazione Bustarsizio, Gallarate e tutti questi paesi. Ci sono anche, tra virgolette, una strada romana, perché l'altra volta si era parlato della strada che da Busto andava direttamente al Lago Maggiore e ci sono tutte queste cose che noi cerchiamo di valorizzare, poi quando entrerà Paolo ci parlerà ancora meglio, però è tutta roba e tenete presente, radioascoltatori, che lo scopo è anche di avvicinare i giovani, perché d'accordo che oggi c'è tutto con internet, però far vedere dal vivo certe immagini, certi documenti, certe storie in dialetto, storie che gli attrezzi come si chiamano, la furbasetta, ci sono tante cose che, attenzione, cambiano anche significato tra un paese e l'altro e soprattutto il mondo giovane che anziché stare lì fuori davanti alla chiesa a tirare vetrine, tirare latte, lattine, Coca-Cola, bere, fumare, cerchiamo di inglobarli, portarli lì e fare vedere quanto. Dimmi tutto. Io, dato che hai introdotto questo tema dei giovani, io volevo chiedere a Mariangela, si avvicinano i giovani, chiedono informazioni, come, ehm, reclutate, forse è un termine sbagliato, attraverso gazebo, cercate di coinvolgere la popolazione ad entrare nel gruppo attraverso quali, azioni? Quindi che ne so, durante la fiera di paese magari organizzate un gazebo dove portate i vostri documenti, le vostre cose, in modo tale che la gente può apprezzare le ricerche che fate e di conseguenza i giovani soprattutto entrano, ehm, aiutano nello sviluppo delle varie attività. Allora, come dicevo, noi siamo appena nati, l'associazione è stata fondata l'anno scorso a febbraio, quindi ehm, abbiamo delle attività che avvicinano i bambini già dall'asilo e quindi
come diceva Marco, scusate, c'è questo luogo del cuore, che è questa cascina che racchiude la chiesetta dove ha sede la nostra associazione, quindi noi siamo proprio lì. Su questa cascina e su questa chiesetta abbiamo fatto delle ricerche storiche, in particolare Paolo, che sentiremo più avanti, e queste ricerche vengono portate in forma narrativa nelle scuole nell'asilo, nelle scuole elementari e nelle scuole medie, in modo da avvicinare e portare sul luogo i ragazzi e farli conoscere loro questi aspetti. L'altro filone che ci aiuta a diffondere il messaggio, che ancora pochi hanno raccolto, perché bisogna dircelo che è difficilissimo catturare i giovani e soprattutto trovare dei punti di interesse per loro. Però l'altro filone è il filone del teatro, perché abbiamo scoperto che lavorando nella piazza del paese, all'aperto, senza strutture, ma molto liberamente, creiamo curiosità, sguardi da parte di questi giovani che normalmente stazionano inattivi lì e in genere fanno un po' di disordine, confusione, rompono cose, eccetera. Ecco, come dicevo, noi questi ragazzi li vediamo come dei gruppi che vanno riparati, vanno catturati e aiutati a crescere in un modo diverso. E allora stiamo pensando, siccome in questa piazza c'è una villa storica del paese, anche questa molto conosciuta, purtroppo male restaurata, quindi ha perso tutto il suo valore, il suo senso, ma comunque è lì. Stiamo pensando, lavorando con tutte le altre associazioni, facendo rete, perché un altro aspetto importante nelle associazioni è fare rete, perché uno da solo non riuscirebbe mai. Con Marco stiamo lavorando perché si sensibilizzi il comune a darci questo spazio che è, essendo una villa storica, ha delle finestre molto grandi che si aprono sulla piazza. Allora noi pensavamo che nell'essere lì a fare musica, a suonare, a preparare un concerto, a preparare una rappresentazione teatrale con le finestre aperte, destrutturati, in modo che chi è lì in piazza e staziona, perché quello è il posto dove stanno i ragazzi, siano incuriositi e magari avvicinati, lasciando poi loro a disposizione degli strumenti, Certo. lasciando aperta la villa durante il giorno, ovviamente con la nostra presenza, in modo da non imporre, non proporre perché abbiamo provato e la reazione è sempre: "Ah sì, ma noi lo facciamo già, ma sì, lo sappiamo, non ci interessa", ma farli avvicinare, ecco, incuriosirli un po'. Li abbiamo molto incuriositi, soprattutto con l'andata delle strie, un tema un po' particolare perché poi Latina ci parlerà delle strie, ci parlerà di queste cose qua, però è un tema particolare perché siamo andati a toccare un tema che le strie erano le streghe, però le streghe non erano come la storia ha voluto far vedere, fare e portare avanti. Le streghe erano la nonna, la bisnonna, era la parte medica, perché se ritorniamo al 1600, 1700, chi non conosceva l'uso delle piante, di tutte queste forme qua, cosa c'era la morte? Né più né meno. E siamo riusciti a fare un bello spettacolo con i costumi creati, perché dentro anche nella nostra associazione c'è una ragazza, non dico dove lavora, però cura gli abiti storici, lei dalla stoffa tira fuori il vestito storico del 1600, del 1700 e anche di età indietro. Per esempio l'andata dei villani, dei Dei rustici, rustici. rustici, è stata organizzata lì nella nostra sede, nel Cortili. cortile, è stato fatto una bella cosa con i, non dico fumogeni, Le però fiaccole. con le fiaccole, con tutte queste cose qua, ed è stato molto apprezzato. È apprezzato anche quello che abbiamo dato dopo, la cioccolata e le castagne, Castagne. perché abbiamo abbiamo quanti chili erano? 25 chili di castagne che ci siamo messi a tagliarle e poi metterle. Era E autunno. sì, perché noi lo facciamo questa cosa qua soprattutto sul 31 ottobre. Il 31 ottobre
è una festa un po' particolare, molti la classificano come Halloween importata dall'America, ma non è niente meno che il Capodanno celtico, e il celtico sai benissimo che cosa si aprono i due mondi dove gli spiriti e tutte queste cose qua. Tina, come è andata secondo te? È andata bene, è stata accolta bene dalla popolazione, si sono divertiti, le attrici erano molto brave, devo dire, è stato un bello spettacolo che magari potremo anche ripetere, in futuro. La Tina proviene da un mondo un po' particolare, nel senso che lei è un'attrice, cioè nel senso lei ha vissuto parecchio in Inghilterra e ha fatto anche alcune cose un po' belle, me le ha fatte vedere, Importanti. bellissime, importanti. Racconta Tina, dai. Allora, vorrei cominciare dall'inizio, della mia storia. Io ho sempre amato molto il teatro, fin da bambina. Alle recite dell'oratorio, in cui avevo anch'io una parte, assistevo alle prove di tutti gli altri piccoli attori, così che alla fine imparavo tutta la commedia a memoria. Allora avevo una memoria di ferro. Purtroppo non è più così ora. Alla mia età, vicino agli 80 anni, fatico molto, molto a memorizzare. Quando ero piccola mia madre faceva la parrucchiera e a volte intrattenevo le clienti raccontando storie e recitando poesie. In un piccolo paese agricolo di provincia, però, le recite si facevano solo qualche volta all'oratorio e in genere solo da bambini. Almeno così era Rescalda ai miei tempi. Sono andata a Londra a 20 anni, nel 1968. Londra è la culla del teatro. Ho visto quasi tutte le opere teatrali e i musical, sempre molto belli e popolari. Avevo anche un buon lavoro, ma il mio inglese parlato non era così buono. Ero andata lì appunto per praticare l'inglese. Però, dopo 10 anni, nel 1978, la ditta per cui ho lavorato ha aperto un ufficio a Londra e mi ha trasferito lì per 3 anni. Il mio inglese era più fluente. Mi sono fatta coraggio e mi sono iscritta a una scuola di recitazione serale. L'insegnante, un vecchio attore di teatro, non voleva prendermi. Mi ha detto che loro mettevano in scena solo commedie di Shakespeare e il mio accento straniero non si addiceva. Io però ho insistito, dicendo che avrebbe potuto darmi delle particine piccole piccole. Così mi ha detto di presentarmi a lezione e poi vediamo. Infatti non è andata così male. Nella prima rappresentazione in pubblico mi ha fatto fare la suggeritrice dietro le quinte. Poi ho iniziato a darmi piccole parti. In scena ho fatto il soldato, il messaggero, la cameriera, la dama, la danzatrice. Però partecipavo alle lezioni come tutti gli altri e mi è piaciuto tantissimo. Lui insisteva molto sull'improvvisazione perché diceva ad un attore di teatro poteva capitare di dimenticarsi la parte e in tal caso doveva inventare e anche quello che veniva dopo di lui magari doveva cambiare la sua parte e dire qualcosa di attinente. Il pubblico non doveva mai accorgersi di nulla. Per esempio, una sera arrivava e diceva: «Oggi facciamo la bella addormentata nel bosco». Assegnava le varie parti e dovevamo inventarci tutto al momento. Un'altra cosa su cui insisteva era la dizione. Diceva che le parole dovevano essere scandite e chiare. Anche il pubblico dell'ultima fila aveva il diritto di sentire e capire tutto. È stato per me un periodo meraviglioso. Mi sono divertita moltissimo e ho conosciuto anche tanti amici simpatici. Devo dire che gli inglesi, secondo me, sono i migliori attori di teatro. Ce l'hanno nel sangue. Alcuni di noi, ovviamente non io, avrebbero potuto diventare degli attori professionisti. In Gran Bretagna recitazione è una materia scolastica, cosa che ritengo molto utile, perché aiuta a vincere la timidezza, aiuta a parlare bene la lingua, ti aiuta a parlare in pubblico, cosa che nel futuro ti può capitare di fare, magari per lavoro, come riunioni importanti, conferenze e perché no, anche politica.
Questa è la mia esperienza inglese nel teatro, che spero vi abbia interessato e magari, chissà, potrebbe servire a qualcuno. Ma certamente, Tina, serve sempre sapere l'inglese, serve sempre sapere le lingue e soprattutto recitare, perché recitare è una grande, grossa parola, perché tutti sono bravi, ma poi di fronte alla luce, di fronte allo studiare, la memoria e via dicendo, sai. Cos'altro? Anche saper coinvolgere le persone all'interno appunto di un progetto teatrale, perché Insomma, una persona nel corso dei minuti dello spettacolo può annoiarsi e può alzarsi e andarsene. Tenere accesa l'attenzione è un allenamento insomma che va fatto in continuazione, quindi il teatro può essere un insegnamento di vita per ogni tipo di attività poi al di fuori di ciò che è lo spettacolo vero. insomma sì, tante cose che hai detto e sono cose che ti servono anche nella vita. Stefania, sono le 15:57, fra 2 minuti andiamo in pausa. Devo Sì. dire un'altra cosa che pratica il 7:30. Vai, cose un 7:30. attimino più tecniche La e cosa noiose. Lo leggo prima che commetto errori perché ci sono numeri, ci sono cose. Allora, 7:30 dobbiamo fare la dichiarazione. Più o meno, può essere bello, può essere Ti difficile. interrogo, quando? Adesso fermati che leggo tutto. Allora, la Lega Lombarda organizza il 7:30 con la Lega Lombarda. Torna anche quest'anno la nostra iniziativa, che è gratuita, dedicata a tutti i tesserati Lega in Lombardia. Le date disponibili per fissare gli appuntamenti a Milano, ed è qua a fianco 2 metri uscendo fuori dalla nostra piccola grande radio, è in Carlo Bellerio 41 presso la sede lombarda. Potete parlare con la SOM Emanuela Minorini, responsabile del servizio. Le date per fissare sono 28 aprile, 12 marzo, 28 maggio e 9 giugno. Gli orari vanno dalle 14 alle 16:30. Diciamo che da oggi è possibile chiamare il numero 02 662 111 per fissare un appuntamento. Lo ripeto il numero perché è una cosa molto molto importante: 02 662 111 Ed è un servizio dedicato ai militanti e ai sostenitori. della Lombardia, della Lega Lombarda. In pratica, tutto qua, possiamo andare in pausa e a posto. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Sono un re matto, cambio spesso regole, non perdo mai. Nero poi bianco, muovo luce e tenebre per vincere. Freddo nel fuoco, io non ho paura, giura non averne mai. Ora credimi ancora, prendi un respiro, lasciati andare, datti la spinta per saltare. Ora hai le mie mani, stringimi forte, non guardare indietro, non ti lascerò. Forse sì, forse no. Mi trasformerò, sarò lupo e rondine per gli occhi tuoi. Ti confonderò, sarò forte e debole e mi amerai. Restami accanto, qui nel mio labirinto.
pensare ora, hai le mie mani, tienile ancora adesso, puoi fidarti, io non ti perderò. Buongiorno ancora a tutti voi, buon pomeriggio, siamo sempre qua e adesso Stefania, chi avremo in linea? Avremo un grande personaggio. Prima devo annunciare la Sì, mi son dimenticato la Marco, canzone, insomma. Cribio. Allora, oggi era Marco Mengoni con queste R un po' un casino, con Credimi ancora. Ci stiamo avvicinando al 25, tu mi stai dando lo zuccherino, Marco, il 25 aprile, San Marco. Ok. Grazie Stefania, molto gentile. Chi è che abbiamo in linea? Pronto, ci sei? Sì, ci sono. Benvenuto Paolo. Ciao Paolo. Ciao. 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 Che bello questa cosa, lontani ma vicini come sempre. Detto bene, Prego, detto Stefania. benissimo. Paolo, ti ho fatto un po' di pubblicità qua mentre parlavamo io e la Stefania, perché la Stefania non ti conosce, cioè come ti conosciamo noi, e ho detto che sei il Forse meglio, Forse meglio, dai, la solita tua battuta, Paolo. Dai. Allora, ti ho presentato innanzitutto come nella nostra associazione la persona artistica, la persona storica, la persona spirituale e poi sta abbaiando anche il tuo cane, sento. Sì. E poi t'ho presentato che tu hai collaborato anche con un grande personaggio, un grande cantante, un grande storico, Battiato. Comunque Certo. Comunque quello che ti vogliamo chiedere è le solite cose, cioè che cosa stai dando e che cosa è Alleanza Casa Rescalda per te. Questa è una cosa molto importante, sicuramente molto importante. Casa Rescalda, Alleanza Casa Rescalda è un approdo, io lo chiamo così, no? Sai, quando sei in un mare in tempesta e cerchi un punto di riferimento, in questo caso qui è un riferimento culturale. È chiaro che c'è tutto un coinvolgimento emotivo, anche psicologico se vuoi, molto profondo, perché Alleanza Casa Rescalda è un'idea, è un simbolo molto potente che riguarda tutta quanta la mia vita, ma non solo, la vita dei miei amici, i miei fratelli, di mio padre, dei nonni, dei bisnonni, sai. Riguarda Rescalda, uno dice ma sei collegato a un territorio? Sì, lo affermo, sono collegato a un territorio perché il territorio per me è identità culturale. Se non abbiamo quella, secondo me, siamo persi da qualche parte, no? A quanto pare, mi sa che tu sei d'accordo, si sta facendo di tutto per far perdere la propria identità culturale. È chiaro che ci sono degli interessi sotto oscuri, ecco, io li chiamo così, per me sono oscuri. Adesso non voglio fare riferimenti specifici alle terminologie usate in questo ultimo periodo della nostra vita, no? Però veramente siamo allo sbando totale. Vabbè, un riferimento non lo voglio fare, ma intanto non si può avere un unico modo di pensare. La vita non è un'ideologia, così come non lo può essere la fede e così come non lo può essere la cultura. È un dato oggettivo, è oggettività, è vita reale. Ecco, questo è ciò che rappresenta per me l'Alleanza Casa Rescalda, che è un territorio d'azione. Fondamentalmente è un qualcosa che riguarda l'azione, ma un'azione fatta certo intelligentemente, il più intelligentemente possibile, ma soprattutto deve essere fatta con il cuore, no? E cuore è chiaramente anima, e quindi l'identità è un fatto fondamentalmente spirituale, è la nostra spiritualità, la nostra cultura, tra l'altro cultura, lo sapete benissimo, no? Che dal punto di vista esoterico significa culto della luce, è la luce della nostra anima. Cioè, se a un certo punto io sono nato a Rescalda, perché è vero, no? Ve lo posso dimostrare con la carta d'identità, eccetera, eccetera, un motivo c'è, non succede niente per caso, quindi la nostra stessa collocazione è un dono che ci fa la vita, ma è anche in sé
una grande responsabilità, magari per noi stessi ovviamente, ma soprattutto per le generazioni future. E quello che è la nostra eredità sono i nostri antenati. Ecco, io da questo punto di vista qui sono anche un po' pelle rossa, no? Rescalda è anche un po' pelle rossa, e sapete che i pelle rossa e i nativi americani hanno il culto degli antenati, no? Che loro chiamano Tunka Shila, cioè l'antenato è l'esperienza divina che ha permesso che noi ci manifestassimo in questo momento e non per caso sulla faccia della terra. Quindi quello che stiamo facendo secondo me è un buon lavoro. Abbiamo dei contrasti interni, no, grazie a Dio, però non è che siano tutti d'accordo con noi, però fa niente, intanto noi il nostro lavoro lo facciamo e stiamo cominciando ad ottenere secondo me dei buoni risultati che rimarranno. Però Paolo, io ti interrompo un sto parlando secondo. troppo, lo sai, No, ti lascio parlare perché è interessante quello che tu stai dicendo. Come posso dire, cuore, luce, cuore, sono due parole che dicono tanto di noi, dicono tanto anche delle nostre tradizioni, perché obiettivamente quando siamo partiti all'inizio eravamo, i soliti c'erano sempre, però a venire ad ascoltare erano soprattutto 3, 5, 10, siamo arrivati anche a 150, 160 persone, soprattutto Sì. L'andata delle strie e Sì. quella dei rustici ha portato tanto, ma soprattutto io ti dico una cosa, dicembre, chiesa parrocchiale, io Sì. vedevo le persone che sui vecchi canti, le vecchie storie, le vecchie musiche di quando eravamo piccolino rispondevano e sembravano che muovessero la bocca e muovevano la bocca anche loro intonando queste piccole canzoni. Quindi un qualcosa abbiamo lasciato, un qualcosa alle persone c'è, e di conseguenza Sì. io dico sempre andiamo avanti sempre, perché la cultura non può morire, la cultura deve essere sempre, le nostre tradizioni sono i valori della nostra vita. Sì, pienamente d'accordo con te, assolutamente. Penso che poi, no, come fatto culturale è un terreno reale, non è visibile, tangibile fisicamente, no? Però è l'anima nostra. Non possiamo tradire la nostra anima, noi siamo quello che siamo, no? Ed è un grande pregio essere semplicemente quello che siamo. Guarda, ultimamente penso che anche tu avevi assistito a questa rappresentazione, sai, la buona novella, no? Che avevamo fatto qui Sì. alla Chiesa di Ravello. E io avevo preso delle cose dagli apocrifi, e questa è una cosa che non mi posso dimenticare, una espressione di Gesù, no? Gesù Cristo, il quale dice: se uno scopre se stesso, il cosmo è niente di fronte a lui. Sembra una cosa impossibile, no? da metabolizzare in qualche modo, la nostra realtà, l'essere umano. Cioè, se noi neghiamo la nostra stessa identità, non esistiamo, ma non esistiamo, non è semplicemente questo. Era di altre forze, di altre azioni che per me, per quanto riguarda me, nel momento in cui si nega l'identità, è un fattore di oscurità in azione. Paolo, posso interromperti un secondo perché Sì. abbiamo una telefonata in linea e poi ho visto che la Mariangela scriveva alcune cose che poi ti chiederà. Scusami Paolo, rimani sempre in linea che sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Ciao. Ciao. Volevo farti i complimenti per la tua bellissima trasmissione. Indovina chi sono? Dammi un po'. L'accento mi sembra veneto. No, non è veneto. Ma no, abitiamo quasi vicino. Ma certamente, ho fatto un po'. Hai faccia fatto un po', sei tosta, la faccia divagato un tosta. attimo. Ciao Gabriella. Ciao Guarda, Gabriella. volevo farti i complimenti per la bellissima. Sei stato bravissimo domenica con la manifestazione, sei stato uno speaker favoloso. Veramente sei Grazie. stato bravo. Tutte Guarda le che tue mi ha aiutato interviste. anche la Stefania ogni tanto a prendere. No, prenditi Io meriti, impara a sentivo prenderti i meriti. complimenti
complimenti anche alla Giusto. Stefania. Niente, volevo Grazie. darvi un saluto, un Grazie abbraccio a Gabriella. tutti. E poi verrò a presto, trovarti no, con perché- il mitico Balù. Verrò a Va trovarti. bene, hai visto, promesso fatto. Sì, Grazie. figurati. Grazie Gabriella. Ciao, Gabriella. buona giornata, Grazie, buona trasmissione. altrettanto Ciao. te. Ciao. Paolo, ci siamo. Aspetta che Sì, sì. giro il microfono alla Mariangela perché forse ti deve fare un po' di domandine o parlare di qualcosa. No, è una riflessione comune, Paolo. Tu parlavi di questa importanza della trasmissione generazionale fra la generazione che c'è oggi e la generazione futura, che secondo me è di fatto lo scopo della nostra associazione, perché è un'associazione fatta di persone, ahimè, di una certa età, che sono arrivati a un certo punto della loro vita e hanno sentito il bisogno di trasmettere qualcosa ai giovani. Prima ci veniva richiesto come reagiscono i giovani e sappiamo tutti che c'è difficoltà ad avvicinare i giovani, però questo aspetto della generatività dell'adulto verso il giovane, a me piacerebbe che tu lo sottolineassi un attimo ancora. Pienamente d'accordo, Mariangela. Guarda, tu sai, noi ci conosciamo abbastanza e tu sai che i miei modi di pensare sono un po' strani, no? Se vuoi, no? Però una cosa mi sento di dire: questi giovani, questi ragazzi, ci sono stati sottratti, mi permetto di dire così, attraverso un sistema pseudoculturale ben organizzato, che poi dopo ha preso degli aspetti tangibili, anche tra virgolette, non voglio politicamente. Non si può trattare l'essere umano così come certi poteri lo stanno facendo. Non può essere fatto così. Bisogna recuperare l'umanità. Se noi vogliamo qualcosa per il futuro di reale, dobbiamo recuperare l'umanità. Prima di tutto, se vogliamo, la nostra stessa umanità. No? Io non sto parlando di fede, religione, no, sto parlando di umanità. Se torniamo indietro nel tempo, no? Per quanto riguarda le scuole, si parlava di umanità in termini di umanesimo, eccetera, no? È quello che ci sta mancando. È chiaro che è successo qualcosa, anche storicamente rilevabile, che è il passaggio dalla necessità reale del quotidiano a quello che adesso è definito come consumismo. Questo è, secondo me, un grosso problema. Noi siamo qui non per consumare, ma per vivere. Se stiamo su quella dimensione, e poi sappiamo bene quello che è successo a livello di TV, eccetera, no? Questi sistemi che sono basati sulla menzogna, chiaro, no? Quindi da cultura bisogna riportare i valori autentici dell'umanità. Questo è un gioco da fare. Ci vorrà tanto tempo? Non lo so, però è una strada da percorrere. È basato su dei valori reali, non sull'illusione di un qualcosa con il quale identificarci, perché la nostra società, se vuoi adesso, ultimamente, è basata su un'infinità di illusioni. Che cosa stai dimenticando? L'umanità, con tutte le sue problematiche, tutte quante. E poi non ci può essere una direzione, diciamo così, umanistica in senso culturale, basata a sua volta su una frustrazione individuale. Qui siamo in mezzo, magari una manica di gente frustrata, non realizzata, che non può fare altro che fare qualcosa di male. Insomma. Paolo, c'è la Stefania che ti vuole porre una io domanda. volevo intervenire facendo un collegamento con la puntata della settimana scorsa, dove avevamo ospite Luca Toccalini e avevamo toccato il tema dell'educazione digitale. Infatti, con quello che voi state facendo attraverso l'associazione, cioè interessare ragazzi verso la cultura, la storia, l'identità, quello che è stato, varie storie, l'interesse anche verso ciò che è l'occulto, diciamo così. Si tolgono i giovani dai tablet, dai televisori, da quello che può essere comunque un'alienazione dei
È caduto. L'alienazione, dei ragazzi, la società, i ragazzi in questo periodo son sempre più soli. Passo il microfono a Mariangela. Sì, intanto che aspettiamo Paolo, quello che dici tu Stefania mi fa venire in mente quello che dice un antropologo e sociologo Bateson, che dice che la memoria delle persone si costituisce attraverso il racconto. Allora, il digitale di racconto ha veramente poco, perché il racconto passa da persona a persona, da nonno a nipote, da padre a figlio, ma chi non ha figli comunque ha questo interesse generativo verso la generazione che cresce e che è un valore prezioso, perché nella narrazione tu ci metti tutto l'essere umano, metti il male, lo racconti e riesci a raccontarlo però in un ambiente protetto, non lo vivi come invece succede nei video, in questi giochi violenti, lo trasporti in una realtà protetta e questo è importante per il giovane perché il teatro, la narrazione, la storia, la favola li riporta a un ritmo di vita reale, cosa che invece il digitale no, perché è artificiale. Paolo, ho detto qualche cosa io, ma tu saprai dire meglio. E poi voglio aggiungere una cosa che mi rifaccio quando ero piccolino. Oh, mio nonno, finita la messa delle 7:30, si faceva la colazione e poi subito di corsa nei boschi. No, ma Nei boschi a volevo vedere le strade, a vedere tutti i sentieri, a vedere se le fragoline crescevano. E questo è Io tanta roba. aggiungo a quello che ha detto Mariangela, a volte si ha fame di memoria del passato, nel senso che la curiosità che può accendere la memoria dell'esperienza, secondo me è qualcosa di impagabile, perché poi spinge i ragazzi a volerne sapere di più, a rimanere in contatto ancora di più con le persone che hanno la possibilità di trasmettere queste esperienze. Certo, perché a te basta che dai un pochettino e uno è incuriosito per forza su certe cose, su certi temi. Sì, io aggiungo anche un'altra cosa e questa è per Paolo. Tutti sanno che sono un po' curiosa. Mi è stato detto che hai collaborato con un personaggio È in linea, molto Paolo. importante. Sì, sì, infatti con un personaggio molto importante. Quanto di lui hai portato, nelle tue storie attraverso i tuoi racconti, hai portato nell'associazione? Perché questo personaggio che poi, dirai tu il nome, ehm, è un personaggio di fama internazionale, mondiale, un esempio proprio della cultura assoluta. Sì, sì, pienamente d'accordo con te, pienamente d'accordo con te. Lui, vabbè. È caduto, sei caduto ancora. Io- Ci sei? Ecco, sì, ci sono. No, perché non si sentiva più nulla, Paolo. Stai lì fermo. Vi chiedo scusa, ma è proprio il mio telefonino oppure la zona che non prende bene. Quindi forse mi senti? Sì, ti sentiamo, vai Paolo. Quindi non so, magari non rischiamo ulteriori. Io dico questo, non vorrei che così ci sono delle ulteriori interruzioni. Comunque vi ringrazio per questa domanda, grazie Stefania, perché per me è molto importante. Allora, il mio lavoro con lui era basato soprattutto sul teatro, era un lavoro che si chiamava Babysitter, di cui poi non si è più parlato, però grazie a degli amici, dei collaboratori di Franco, uno di questi è Giordano Casiraghi, uno scrittore eccellente, secondo me. Poi anche ultimamente è uscito un altro libro molto interessante in cui si parla ancora di Babysitter, di Gianfranco Dad, che è un batterista, il batterista storico tanto lui è di Rescaldina, il batterista storico di Battiato, insieme a Pistarini, eccetera. Ora, una lezione di Franco per me molto importante, mi è rimasta nel cuore e poi mi ha sempre accompagnato, no? E lui mi diceva sempre, soprattutto quando si era in difficoltà: Paolo, non ha importanza
che ti ascoltino, l'importanza è che tu ti esprima, l'importante, tu sei su un palco, tante volte è successo, no? La gente non era d'accordo su quello che facevamo, però l'importante era concludere quello che volevamo fare, quello che stavamo per dire e quello che volevamo dire. Questa è una lezione importante. E l'altra, che poi è collegata, è questa: non ha importanza quello che dici, cioè non è importante l'espressione, la tua propria espressione, quello che conta è ciò che tu sei, è quello che tu come essere umano, come essere umano, sì, è il termine più giusto, neanche come artista, prima di tutto come essere umano. E ritornando al discorso dei giovani, può sembrare una cosa inaccessibile, però se noi non ci amiamo tra di noi, se noi non vogliamo bene a questi ragazzi, non possiamo avere nessun tipo di influenza benefica su di loro. La base è volersi bene, voler bene a queste persone qui, passando anche attraverso i valori inestimabili che vengono negati sistematicamente. Ecco, questo mi sembrava giusto dirlo a questo punto. Dobbiamo riprendere i nostri valori e difenderli con tutte le nostre forze. In Le cose più effetti, semplici sono le cose più reali, ecco, questo volevo dire. una delle canzoni più amate in questo periodo è proprio, diciamolo ad alta voce, l'artista è Franco Battiato, è La Cura. La cura che comunque ha coinvolto nel testo tanti giovani, quindi diciamo che è un artista moderno, non c'è più, ma rimane comunque nella mente e nel cuore degli ascoltatori. Bravissima Stefania, è così di fatto, perché poi è quello che rimane, e quello che rimane è la risonanza con il nostro cuore, con la nostra anima, e risuona solo ciò che è autentico, il resto va e viene, ma ciò che è vero rimane dentro di noi. Noi dobbiamo trasmettere, secondo me, adesso sono presuntuoso, dobbiamo trasmettere quello che noi sentiamo vero dentro di noi, vero, assolutamente autentico. Allora quello arriva e cambia le cose. L'invisibile è incredibilmente più attivo di quello che noi possiamo immaginare. È la qualità dell'essere che crea la manifestazione reale e non ideologie strane o cose del genere. È la verità individuale, secondo me, che non è di facile accesso. Ecco, adesso ritorno ad essere un po' logorroico. Vabbè Paolo, io ti ringrazio tantissimo, perché fra un po' chiuderemo la nostra trasmissione. E, scusami se parlo un attimo con la Mariangela, perché voglio sapere che novità ci sono in cantiere, soprattutto per il mese di maggio, che il mese di maggio è il mese dedicato alla Madonna. Allora, permettimi una cosa, Marco, sì, vai. Diciamo ufficialmente, io devo per forza di cose ringraziare Mariangela, lo faccio pubblicamente. Grazie a lei si è mosso tutto quello che è in movimento, e ringraziare anche te. Adesso non voglio nominare altri, però di cuore vi voglio ringraziare ufficialmente e pubblicamente, e ringrazio la radio. Io accetto i tuoi ringraziamenti, però come dici tu, il cuore e la luce, ce ne sono altri 6 con noi che anche loro ci mettono il cuore e la luce per questa associazione. E niente, adesso chiedo alla Mariangela, visto che abbiamo ancora un minuto, velocissimo. Ringrazio Paolo e spero di vederti presto. Un abbraccio. Di cuore. Ciao cuore. Paolo. Mariangela, un minuto abbiamo, poi volevo sapere cosa c'è di nuovo in cantiere. Allora, di nuovo abbiamo maggio, molto mese dedicato alla Madonna. La nostra associazione non trascura l'aspetto delle nostre radici cristiane. E mai come in questo tempo riteniamo che i simboli della nostra religione, della nostra cultura debbano essere valorizzati e rispettati. Quindi maggio è il mese della Madonna, quindi l'8 maggio Sotto il tuo sguardo, un insieme di racconti e di immagini della Madonna e di proiezioni di musiche tradizionali della cultura mariana, della nostra cultura mariana. Sempre a maggio abbiamo un artista rescaldese, figlio di un artista rescaldese, pittori, che hanno ritratto Rescalda in diversi periodi, padre e figlio, ma che hanno anche girato il mondo. Il 22 maggio faranno anche qui faremo una mostra di quadri di padre e figlio con musica e narrazione.
Poi voglio ricordare assolutamente il 4 di ottobre San Francesco, faremo un concerto con narrazione anche qui dedicata al santo, 800 anni dalla morte del santo, e da ultimo voglio ricordare sicuramente il 2 novembre la meditazione in occasione della festività dei morti, dei sepolcri, che vogliamo portare in scena con Tina e con Ambrogio Casati, un altro nostro socio, per scoprire questa bellissima poesia dedicata ai defunti e alla corrispondenza d'amorosi sensi fra i vivi e i morti. Stefania, anche per oggi l'ora è passata. Volata. Io ringrazio Volata. tutti i nostri radioascoltatori, ringrazio la gentil donzella che è lì di fronte che vi fa segni. Posso fare Natalia. soltanto 2 saluti Sì. a 2 nostre care amiche che ultimamente sono un po' acciaccate. Volevo salutare Donatella Magnoni Ciao Donatella. e Pinuccia Monfredini. Ciao Pinuccia. Niente Tina, se vuoi dire qualcosa, un secondo perché stiamo finendo. Ringrazia dell'occasione. No, niente. Dunque, grazie per l'ascolto, spero di non avervi annoiato troppo. Buon Ci pomeriggio mancherebbe, a dai. tutti gli ascoltatori. Grazie, Ciao a tutti voi. grazie dell'ospitalità. Mille. Grazie mille, alla prossima. Ciao Natalia. Avete ascoltato Lega e dintorni.